Profumo di terra sarda alla Dispoli. Si è svolto nell'aula consiliare del Comune di Ladispoli il convegno Sciardana, i custodi e i calcolatori del tempo. Ospite d'onore Leonardo Melis, appassionato di storia, soprattutto di quella della Sardegna, scrittore e autore di alcuni saggi sui popoli del mare. Leonardo Melis è anche uno dei fautori della proposta di una bandiera sarda, quella dei Quattro Mori, che per alcuni risalirebbe allo stemma adottato dal primo maestro dei Templari. Chi sono questi Sciardana? Abbiamo la carta d'identità. Bene. In quel di Nora, vicino a Cagliari, c'è una stele che io ho dato XIV secolo a.C., non è fenicia per ovvi motivi, c'è la parola Srdn. La parola Srdn era usata dagli egizi per indicare quei mercenari, che erano anche la guardia scelta del faraone, che sono identici ai nostri bronzetti e che venivano dalle isole del grande cerchio d'acqua, cioè dal Mediterraneo. Non ci sono dubbi, i Sciardana, se ci fossero dubbi, Sardana, Sardinia, Sardi, loro sono. È semplicissimo. Si trova più Sciardana in continente, se vai praticamente nei musei, e soprattutto nei musei etruschi, che non in Sardegna, ma tutti i bronzetti, perché tutti quelli ritrovati sono la minima parte, ma che fine hanno fatto i bronzetti? Devo dire una cattiveria adesso. Allora, prima i romani li hanno usati per monetizzare, poi anche la Chiesa purtroppo, ma erano altri tempi, per campanizzare, nel senso che sono state fuse, poi anche per altre cose. Loro stessi, con tutto il rispetto che potevano avere per certi bronzetti, perché non tutti i bronzetti avevano lo stesso scopo, che solitamente erano quelli degli ex voto, però altri erano anche decorativi, quindi magari in tempo di guerra se ne poteva fare l'uso che conosciamo bene, perché loro il bronzo avevano, che non è vero che è inferiore al ferro. È solo più difficile da produrre, quindi ecco, l'ultima domanda. Sciardana equivalente di guerrieri, popoli del mare, quindi anche predatori, e le donne? Allora, intanto non erano predatori, non erano differenti da tutto il resto delle altre popolazioni, erano solo più bravi a fare la guerra, tant'è che chi li aveva vinceva, l'avevano capito gli egizi. Le donne erano di pari dignità come erano in Egitto. Perché questo? Non perché le donne governassero, c'era anche qualche esempio di donna guerriera, soprattutto, non dico tanto in Sardegna quanto presso i Celti, che i fratelli erano, ma la donna era la sovrana della famiglia e della casa, amministrava tutto quello che c'era, che era la cosa, diciamo, non della campagna o della guerra, la cosa, diciamo, privata, quella della famiglia, era lei che amministrava, ma credo ancora oggi in qualche paese dell'interno. Nella sala consiliare sono state esposte le opere di Carla Zironi, giornalista e pittrice, e Francesco Acca, scultore. Ma io ho dedicato, diciamo, tutto questo tempo, sono quasi 10 anni che faccio ricerca sugli antichi popoli sardi. Perché ci sono arrivata? Intanto perché mi piace dipingere, mi piace disegnare, ma perché quando si va in Sardegna ci si può praticamente fermare in luoghi dove ancora la contemplazione è possibile, nel senso che nel raggio di molti chilometri uno si guarda intorno e vede solo natura, vede l'alba del mondo come la vedevano gli antichi. Quelle rocce sono stupende, gli alberi, la natura, e il vento tra le rocce, il mare, è uno spettacolo. E noi lo vediamo come lo vedevano gli antichi, e questo un artista chiaramente lo porta alla contemplazione, alla riflessione, alla ricerca, e io ci sto provando, ma è molto difficile ed è molto impegnativo. Cosa si possono fare?